Salvino, portavoce del Fronte. Saluti a tutti. Prima di dire alcune poche cose sul percorso che affronteremo, voglio dire che sono orgoglioso di essere qua, perché il Fronte Indipendentista Unito è nato per questo. È nato per questo motivo, per creare un progetto, un'alternativa nazionale, indipendentista ma non solo. Così. Quindi per noi questo rappresenta un punto veramente importante. Per farlo diventare storico ovviamente ci vuole tutto il nostro impegno, tutta la nostra forza e tutta la nostra intelligenza. E quando dico nostra non intendo quella dei militanti delle singole organizzazioni o dei militanti delle singole organizzazioni. Perché noi abbiamo bisogno di andare alle comunità, di andare al nostro popolo, alla nostra gente, di andare ad ascoltare i cittadini sardi, imparare da loro, perché abbiamo molto da imparare. Io me ne rendo conto in tutte le lotte che affrontiamo quotidianamente. Forse dovremmo imparare a ascoltare un po' di più per poter poi insegnare a noi stessi e a coloro i quali si cimentano nell'attività politica quotidiana ad essere degni di rappresentare la nostra società. E quindi il percorso che noi affronteremo, Bustiano Composto giustamente prima ha detto c'è stato un lungo cammino per arrivare fino a qua, ma adesso incomincia un cammino ancora più lungo, un popolo in cammino, un popolo che si alza e va in cammino. Torneremo in tutte le 370 comunità della nostra Sardegna che sono abbandonate, desolate e desertificate. Anche gli amministratori di movimenti o partiti che non hanno niente né di indipendentista né neanche vagamente sardista si stanno rendendo conto che è necessario sviluppare una politica diversa, una politica alternativa, perché sta chiudendo tutto nelle nostre comunità. Le nostre comunità stanno diventando invivibili, stanno diventando inagibili. Quindi da lì dobbiamo partire, dalle comunità, dalle periferie, dalle borgate, dai margini, perché la Sardegna stessa è un margine. La Sardegna stessa ci hanno insegnato, io faccio l'insegnante, a scuola, la scuola italiana in Sardegna insegna ai cittadini sardi, a quelli che saranno cittadini sardi, che la Sardegna è marginale, non conta niente, non esiste nella storia, non esiste nella cultura, non esiste. Ci sono i miei colleghi che fanno vedere le zigurat, le foto di zigurat dai 4 angoli del mondo e ci si dimentica che noi abbiamo le zigurat, abbiamo almeno una importantissima. Questo è soltanto un esempio. Abbiamo il professor Casulla che insomma su questa battaglia ha speso tanto. Ecco, noi faremo questo percorso, andremo alle nostre comunità, partecipazione, coinvolgimento, radicamento, e questo sarà un circolo virtuoso. Dovremo fare delle conferenze aperte, ascoltare le parti sociali, fare le nostre proposte dopo aver selezionato attentamente le priorità, perché bisogna occuparsi di tante cose, ma non possiamo occuparci subito di tutto. Dobbiamo indicare quali sono le nostre priorità, i punti strategici, e dobbiamo imparare anche dai popoli che vicino a noi hanno fatto un salto di qualità, sono andati al proprio popolo, per esempio come hanno fatto i catalani. Il movimento catalano è diventato importante, è diventato significativo, è diventato quando ha capito, quando ha interpretato le esigenze del proprio popolo. Quindi la sfida che noi lanciamo, il guanto che noi lanciamo è quello del percorso partecipativo. Questo è un inizio, non è un accordicchio preelettorale. Abbiamo sofferto troppo di questa malattia, bisogna scrollarsela di dosso. Probabilmente arriveranno in futuro anche momenti in cui decideremo di affrontare la questione elettorale, ma la questione elettorale sarà soltanto, oggi sarà soltanto una fra le tante questioni e non sicuramente la principale. Una rivoluzione copernicana nel movimento indipendentista e civico, e questa è l'altra novità, perché abbiamo capito che non si nasce indipendentisti, perché l'indipendentismo non è nel DNA delle persone. L'indipendentismo è una conquista culturale, l'indipendentismo è una conquista morale,
E noi dobbiamo essere molto aperti nei confronti delle tante persone che indipendentisti non sono, ma che con noi condividono la necessità di salvare questa terra, perché loro amano la nostra terra così quanto l'amiamo noi, se non di più a volte. Quindi porte aperte a chi ancora oggi non ha aderito, abbiamo contattato tutti, a chi non ha aderito sarà ben voluto e avrà gli stessi diritti che abbiamo noi, perché questo, la porta è aperta. Porta chiusa invece a chi ha deciso e deciderà anche in futuro di fare altre scelte, di scegliere di non stare dalla parte del popolo sardo. Con questo che io passo la parola e che vi ringrazio per questa partecipazione e per l'emozione che ci avete regalato oggi. Grazie. Diamo la parola a Luca Collu, segretario di Progress, e poi lasciamo spazio alle domande. Grazie Laura, buongiorno a tutti. È bello vedere numerosi a una semplice conferenza stampa, quello che volevo e doveva essere una semplice conferenza stampa. Anche per noi di Progress, per me personalmente, oggi è una giornata importante, non perché inizia un nuovo corso o inizia un nuovo cammino, perché per noi questa è la continuazione di un viaggio, la continuazione di una lunga marcia che parte da lontano. Sono almeno un paio d'anni dalle scorse nazionali, dove noi abbiamo cominciato comunque a mettere insieme le anime civiche indipendentiste per poter produrre un progetto credibile di governo che tirasse fuori dall'impasse della nostra nazione. Per cui per noi questo si tratta di una tappa nuova che coinvolge nuove persone, nuovi soggetti in quello che deve essere un'alternativa di governo, un'alternativa nazionale. Ritengo comunque molto importante quello che stiamo facendo qui oggi insieme, queste forze, perché ci sono due motivi principali. Uno, perché ribaltiamo il luogo comune per cui siamo sempre pochi, divisi, litigiosi, non riusciamo a metterci insieme. Questa è una delle ragioni principali per cui dobbiamo con forza, con volontà e con fiducia lavorare invece a un'alternativa e a lavorare insieme e a cercare di costruire dei progetti condivisi. E poi perché comunque, se non vogliamo fare patti con i partiti italiani, è necessario, bisogna fare di necessità virtù. Se non vogliamo allearci col centrodestra o con il centrosinistra, dobbiamo per forza di cose unire le nostre forze, unire le nostre competenze, unire le nostre energie, unire i nostri militanti, i nostri attivisti. Se noi ci contiamo singolarmente come forze, Progress, possiamo avere 100, 200, 50 attivisti, però difficilmente riusciremo a essere efficaci se ci mettiamo da soli a portare avanti una battaglia, un'azione, una campagna. Quindi è anche una questione proprio di necessità storica, ma anche di necessità pragmatica. Se non vogliamo fare patti con i partiti italiani, la strada è obbligata, è questa, non ce ne sono altre. Come diceva Cristiano, la porta è aperta, nelle nostre slide c'è sempre, sta già aperta. Noi non abbiamo invitato in questo spazio, non è nostro questo spazio, è uno spazio condiviso, per cui una volta che abbiamo delimitato quelli che sono i confini del nostro spazio politico, abbiamo semplicemente contattato tutte le forze politiche nazionali sarde, chiaramente, non i partiti italiani. Li abbiamo contattati, ci siamo confrontati a lungo e più e più volte. Per cui non è che non abbiamo avvisato o abbiamo escluso, semplicemente ci sono strategie diverse. C'è chi vuole andare da solo perché pensa che forse riesce a portare avanti una politica più efficace, c'è chi vuole andare invece continuare a fare delle alleanze strategiche con i blocchi di potere italiani. Anche queste sono tutte scelte legittime dove noi non entriamo nel merito. Semplicemente quelle forze che oggi siedono qua in questo tavolo sono quelle che hanno deciso di portare avanti e condividere questo tipo di percorso. Non c'è nessuna esclusione. La porta rimane sempre aperta, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto tutti, quindi oggi ci siamo noi, domani speriamo di essere di più, dopodomani ancora di più. I valori che come ho accennato prima, sono quelli per noi importanti, basilari, sono quelli che delimitano il nostro spazio di azione, sono quelli del riconoscimento della nazione sarda e del naturale diritto a decidere del popolo sardo, sono quelli che difendono e propongono i diritti di cittadinanza,
importantissimo dal punto di vista politico per noi è difendere gli interessi della Sardegna, difendere gli interessi nazionali sardi, è diventato basilare, è diventato vitale. Se non vogliamo morire dobbiamo anche anteporre gli interessi italiani. Sappiamo tutti che storicamente gli interessi italiani non hanno mai collimato con i nostri interessi, ci abbiamo sempre perso nei piani di rinascita, nelle servitù militari, nelle speculazioni energetiche che ci sono oggi. Sono tutti interessi che non sono pensati in casa nostra, sono tutti progetti che non hanno testa e cuore in casa nostra, e la politica attuale avalla ed è anche complice, perché comunque non ha testa e cuore in Sardegna. Noi dobbiamo veramente fare uno sforzo e pensare che l'interesse nazionale sardo, l'interesse dei sardi è primario, deve venire prima di tutti, altrimenti io ritengo che siamo a un punto di non ritorno, lo spopolamento avanza inesorabile, l'immigrazione non dà scampo, viviamo un disastro culturale, sociale, economico, dobbiamo per forza rimboccarci le maniche e incominciare a lavorare sul serio a dei progetti che siano spendibili e condivisibili dalla società sarda, assolutamente. Non voglio dilungarmi, io mi auguro che quello che stiamo facendo qui oggi possa trovare nuovi compagni di viaggio, possa includere tante persone in questo che è un percorso fondamentale per la nazione sarda. Mi auguro anche che possa riattivare quel capitale umano che per tanti motivi, per le diatribe, per le divisioni, hanno smesso di fare attivismo politico. Anche questo è molto importante, il messaggio che diamo a chi ha smesso di impegnarsi per una Sardegna migliore e si rimette in moto. Me lo auguro vivamente questo, perché quello che stiamo facendo qui oggi è un atto di fiducia reciproca per